Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Buonasera a tutti e benvenuti a Trieste in diretta. Quest'oggi parleremo nella prima parte dell'Olimpiade delle Clanfe e lo faremo con il presidente dell'associazione Spitz, Mauro Vascotto. Benvenuto. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie di essere qui. Allora, l'Olimpiade delle Clanfe non avrebbe neanche bisogno di presentazione, no? La conosciamo quasi. A che edizione siamo arrivati? Siamo alla 16ª edizione. Si farà allo stabilimento Ausonia, che ormai è la casa storica delle Olimpiadi delle Clanfe, sabato 29 luglio e in caso di maltempo, speriamo di no, la domenica dopo, domenica 30. Ecco. Speriamo di fare ancora più iscritti della prima edizione post-Covid dell'altro anno, che comunque è stato un successo perché la gente, credo dopo 2 anni, ha avuto un po' di timore a muoversi, ma adesso invece tutti sono desiderosi di fare le cose. È vero, perché l'anno scorso insomma eravamo ancora un pochino scottati, è vero che era la prima edizione post-Covid, però c'era ancora insomma qualche sentimento così di paura, di apprensione, no? Ma, insomma, un pochino, quindi dovremmo aver metabolizzato il ritorno alla normalità. Nonostante questo insomma ha avuto un grandissimo successo l'anno scorso, e quindi quest'anno riproponete un pochino lo schema dell'anno scorso? Allora, come l'altro anno, la formula ormai è abbastanza consolidata. Ci si iscrive sul sito dell'associazione, approfitto, che è www.spitz.it. in home page si trovano tutte le indicazioni per iscriversi, non c'è limite di età, non c'è un costo di iscrizione, ci sarà l'ingresso allo stabilimento Ausonia, che deciderà lo stabilimento Ausonia quanto metterlo, ma insomma è una cosa sopportabilissima. Si fa un tuffo che deve essere o una bomba, una clanfa o un testaballono, un kamikaze, detto alla maniera moderna. Poi magari spieghiamo bene le differenze, no? Per i profani, diciamo. In fase di iscrizione hai la possibilità di selezionare varie caselline che insomma creeranno il tuo coefficiente, il tuo bonus, perché ogni tuffo ha un suo coefficiente di difficoltà, ovviamente. Ci sarà una giuria, anche quest'anno rifacciamo la giuria di sole donne per veicolare. Spitz è un'associazione di promozione sociale, non è un'associazione sportiva. Facciamo tutto questo per portare attraverso divertimento, un gioco, uno sport, comunque messaggi che hanno un loro peso specifico, speriamo sempre più anche sociali, no? Modo, la giuria di Sole Donne è un messaggio abbiamo ancora da superare un gap di genere a livello di lavoro e quindi di retribuzioni, di paghe, di incarichi, e quindi l'Olimpiade delle Clanfe si fa, diciamo, come dice, capofila e fa una giuria di sole donne. Chiaramente la giuria è ancora corruttibile, l'Olimpiade delle Clanfe, la giuria può essere corrotta, non spaventiamoci, non ci sono soldi di mezzo, solo cibo e bevande. Il corruttore deve essere palese, deve palesare la sua intenzione di corruzione. La giuria poi può decidere se la corruzione è valida per aumentare il voto o diminuire, decide, insomma, in realtà il messaggio è goliardico. Bisogna saperla fare bene, insomma, questa corruzione. Abbiamo visto di tutto, abbiamo visto ragazzini che si sono fatti il venerdì con la nonna preparare torte al cioccolato, sardoni impanai, polpette, di tutto. Quando il banco della giuria è troppo pieno, perché questa cosa della giuria corruttibile piace e tutti vogliono approfittare per magari recuperare qualche mancanza nelle loro performance, la gara viene un attimo sospesa e tutto il popolo, diciamo così, può accedere ai beni
messi a disposizione dalla corruzione. Questo è chiaramente un altro messaggio, diciamo ironico, per far comunque pensare che fino a un certo punto, insomma, con sì, l'ironia, esatto, però insomma, cioè esiste, serio, nel mondo no? vero la corruzione esiste, aprite gli occhi. Apriamo E gli come occhi. ve li facciamo aprire noi, ve la facciamo davanti al naso proprio alle Olimpiadi Clanfe. È divertente anche vedere sta cosa, perché arrivano vassoi, insomma. È vero, allora stiamo vedendo, ma adesso lo lanceremo proprio il video promozionale che avete preparato proprio per l'edizione di quest'anno. È molto Sì. curioso perché fa un raffronto così Sì, è molto di moda semiserio. l'intelligenza artificiale, Ecco, ha preso, diciamo, ci ha un po', no, non so, no, allora, è troppo giovane come tecnologia per dire che il male è oscuro o è la panacea a ogni problema. Come tutte le cose, chiaramente sarà il suo uso a determinarne la bontà o insomma, il maleficio nascosto. Noi abbiamo però, visto che è molto di moda, abbiamo fatto il promo delle Olimpiadi Clanfe con l'intelligenza artificiale. Dura un minuto, se vuoi possiamo come vedere. no, possiamo lanciarlo così lo vediamo insieme e poi lo commentiamo. Insomma, questa intelligenza artificiale applicata alle Olimpiadi delle Clanfe, vediamola. Tira una clanfa, se c'è caldo e la bibita manca. Tira una clanfa, se te sega brustolado la panza. Tira una clanfa. Davvero divertente. Sì, no? la cosa curiosa è che tutte quelle immagini sono davvero create dall'intelligenza artificiale ed erano davvero buffe, basta infatti. scrivere il prompt giusto, però abbiamo voluto usare, diciamo, l'intelligenza artificiale, che è molto di moda, per fare il promo. Anche con la musica, insomma. Sì, la musichetta ormai è ci- la canzone ci storica sta, di no? Ci Maxino, sta, che ci ha infatti. scritto tanti anni fa, penso la seconda, terza edizione addirittura. Abbiamo anche una versione sinfonica che Addirittura, usiamo questa mi per mancava, l'alza però. bandiera, perché comunque è Ufficiale. un'Olimpiade, Beh, quindi certo, infatti, ci sta. c'è una cerimonia di apertura. L'obiettivo sarà rifare anche gli spettacoli che facevamo un tempo prima delle Olimpiadi Clanfe, sfruttando le tante realtà che lavorano con il mare o che fanno sport con il mare, con l'acqua, nuoto, moto sincronizzata, tuffi, ma insomma per il momento lato piscina dell'Ausonia era un po' più semplice. Purtroppo la mareggiata ha danneggiato la piscina e il suo restauro è ancora una cosa ancora un molto po' lunga, lunga. anzi approfitto, se qualcuno ha la infatti. bacchetta magica, passi all'Ausonia a restaurare la piscina, che insomma è un pezzo storico della città ed è un peccato È un peccato. che sia così chiusa e lasciata a se È stessa. già tanto tempo, no, che è chiusa, Sì, qualche è stato anno, non agosto ricordo. 2019. 2019, ecco. 2 quindi- settimane dopo le Olimpiadi di Clanfe del 2019 infatti. è arrivata la mareggiata e ha fatto crollare un pezzo dello Dei spigolo trampolini. al lato mare. Sì, Insomma, per fortuna è andato tutto bene, nel senso che comunque non è una c'era struttura nessuno, sul mare e come tutte le strutture vicine al mare ha bisogno di tanta manutenzione. Però la piscina è un'arena naturale, noi ci siamo spostati lato Savoia, gli abitué insomma, per 5-6 ore dovranno diciamo, metabolizzare la presenza della banda delle Olimpiadi Clanfe, perché comunque 200 che si tuffano, tanti che vengono a vedere, c'è il voto per
per lo stile, il voto per lo schizzo, il volume d'acqua alzata, ma c'è un punteggio che spesso è determinante, diciamo, per la performance artistica, quindi certo, le persone l'idea, si no? inventa scenette, fa costumi ed è molto divertente, insomma, con falsa modestia dico è davvero divertente da venire a vedere, anche infatti. i più piccoli vengono, si divertono e poi vogliono tuffarsi. Ecco, c'è un'età minima, un'età massima? No, si sono ovviamente. tuffati dai 4 agli 84 anni. Dai 4 agli 84 anni, Sì, quindi diciamo insomma, 3 generazioni sicure. Abbiamo avuto un anno bisnonno, nonno, papà e figlio. tutti Tutti sono hanno stati fatto una premiati. bomba, una clanfa o un kamikaze, insomma, quindi... che sono i tuffi tipici triestini. Triestini, cioè, nel ecco, senso, infatti, perché leggo proprio nel regolamento, no, che Sì. avete la formula dell'evento in consolidata, ogni partecipante sceglie un tuffo tra quelli della tradizione Sì. balneare triestina, che sono questi 3, no? One shot. One shot, quindi clanfa, bomba o kamikaze. Sì, in sostanza è un tuffo, Descriviamo. clanfa entri di pancia, bomba entri di fondoschiena e testaballone entri di testa. L'ho fatta insomma semplice, ma il senso è quello lì, ecco. Dopodiché chiaramente ci sono tutti dei movimenti, delle cose fatte per alzare più acqua possibile, no? Perché il Che è anche trucco uno dei è... criteri di premiazione. sì, poi, sì, no? è Importante. insomma, quota dei diciamo 11 voti che uno prende, 5 sono del tuffo, ecco, una della performance artistica. Qui e gli stiamo altri vedendo dello tante stile. immagini delle passate Sì, edizioni. ma vedi c'è no? tantissimo C'è pubblico. Tanto pubblico, tanti partecipanti di tutte le età, in gruppi. Sì, questi sono dei singoli, ragazzi mugesani che vivono in Germania e Eccoli. vengono in Germania, qui ci sono acrobati, ma fattine, maghi. C'è davvero di tutto. Sì, sì, questo era un bello spruzzo, no? Sì, Uno sì, spruzzo sì, molto sì, alto. sì. Insomma. Diciamo che poi la cosa interessante è che è chiaro che il volume aiuta, nel senso che rispetto a un bambino di 4 anni io muovo più acqua, ma la tecnica è fondamentale e infatti l'ho visto quindi prima. abbiamo avuto casi di bambini giovanissimi che si sono laureati re delle clanfe perché inaspettatamente, nonostante i pochi chili di peso, hanno fatto un bel tuffo, hanno alzato un sacco d'acqua e poi erano, non so, vestiti di grigio con l'anellino e prima di entrare sul trampolino gridavano il mio tesoro, tipo e quindi hanno fatto il pieno di voti. Poi a pari merito, se ci fosse dopo la votazione un pari merito, viene premiato il più giovane rispetto al più vecchio, perché chiaramente più clanfe te fa, più bravo te diventi, insomma, quindi... anche per incoraggiare, insomma, ma sì, ma sì, in realtà tutti... noi facciamo anche l'arrampicata santa e lì, sì, in vero, caso di pari merito, essendo la salita una cosa faticosa, viene premiato il più vecchio rispetto al più giovane. Immaginiamo, perché in questo caso invece appunto è la resistenza, no? Quella che conta anche tra i criteri. Ci sono 5 punti per il Morbin. 5 punti per il Morbin. La giudice del Morbin è Dorina, una cantante di origine albanese. Bene. Le altre componenti della giuria sono Maria Kocekova in Trieste, Nicole Brusaferro che è conosciutissima in città, anche da Tele 4. Sì, Gaia Fior che è una maker, una divulgatrice scientifica, Tania Andreuti che lavora per Promo FVG e che è un po' social media manager, e la scrittrice Sabrina Gregori. Le 5 daranno il voto per il tuffo e per lo schizzo, mentre Dorina avrà il compito di premiare la performance artistica. Lei anche sceglierà, alla fine ci sono dei premi speciali, il più giovane, il mio più anziano, prima ho detto vecchio, ma adesso diciamo anziano, certo. Diciamo diversamente giovane. Ecco, perché poi se no si apre il dibattito su da che età si è vecchi, quindi non lo apriamo perché sì, il meno giovane, il più giovane, il meno giovane, poi ci sarà un premio speciale dedicato alla memoria di Giorgio Polonio, che era un nostro socio che è scomparso prematuramente, che è un po' il premio
su chi incarna di più lo spirito della manifestazione. Poi c'è un ricchissimo premio chiamato premio Morbin, che è il più ricco di tutti i premi e che viene deciso dal giudice del Morbin. Nessuno può dire niente. Lei alla fine della gara dice: per me ha vinto Laura Bucarella, e Laura Bucarella è premiata come premio speciale del Morbin. L'associazione Giuliani nel Mondo darà un riconoscimento al Clanfadoro, la Clanfadora più foresta, nel senso che viene da più lontano. Da più lontano, magari appositamente. Ma sì, perché alla fine comunque è una cosa tipica triestina. Infatti. Però per esempio l'altro anno sono venuti dei ragazzi dall'Olanda, sono papà olandese, mamma triestina, che si è trasferita per lavoro in Olanda, i due bambini sono nati in Olanda, però vengono a fare le vacanze a Trieste, hanno visto le Olimpiadi del Clanfe, volevano partecipare. Chiaramente il papà era quello nato più lontano, proprio a livello di linea d'aria da Trieste, e quindi ha ricevuto il premio. È il secondo anno che l'associazione Giuliani nel Mondo dà questo premio, ed è una cosa che ci rende orgogliosi, nel senso che comunque è un'istituzione molto importante, che riconosce il fatto che comunque veicoliamo qualcosa di giuliano nel mondo, anche noi, attraverso... È proprio l'emblema della triestinità, no? Ma sì, è un pomeriggio di pura serenità. Di divertimento, sì, di serenità. Divertimento, serenità. Io racconto aneddoti di genitori che magari fanno lavori stressanti, che vengono tipo mezzi commossi a fine giornata, un po' commossi per l'emozione, un po' commossi per la giornata trascorsa, diciamo, al mare, diciamola così. Certo. Te mi ha fatto piangere, mi sono divertito tantissimo, mi sono dimenticato le rogne del lavoro, tutte queste robe qua. E questa è la parte bella. Poi ci sono quelli che vogliono in un certo senso sempre vincere e stupire. Il gruppo di padovani che viene ogni anno. Avete anche appunto dei partecipanti sì, che si ma loro preparano, sono dei geni, anche i VLF, che vuol dire Viva la Felicità, per evitare equivoci, che vediamo questo che si sta tufando adesso. Eccolo qui. Loro sempre si inventano una storia, e ormai i due gruppi sono entrati in una sorta di ironica competizione, ma hanno costruito il furgone delle A-Team, si sono travestiti da Kiss, hanno fatto delle robe incredibili, ci sono stati dei gruppi che hanno ricostruito il muro del Pedocin, uomini e donne da una parte, tutto così, chiaramente tutto per conquistare il ricco premio Morbin e per coinvolgere, diciamo, insomma, attirare i voti della giuria, perché comunque poi uno si laurea re e regina delle Clanfe, porta a casa i buoni spesa delle Torri d'Europa, i gioielli di altri sponsor, cioè alla fine per un singolo tuffo credo che siamo una delle gare più col montepremi più alto, più ricco, perché tanti ci vogliono bene, perché facciamo una cosa... ecco, diciamo, questo bambino è piccolino, no? Però tutto sì, bardato. lui è uno degli olandesi. Degli olandesi, era vestito da qui. cartoccio di patatine fritte, no? Sì, anche sì, questo, insomma. Io poi che sono lì che presento tutti quanti, non voglio neanche sapere cosa fanno. Quando si iscrivono mettono il titolo del tuffo o il nome della squadra. E un po' intuisco, no? Nel senso, cioè, c'erano dei temi, no? L'altro anno era sicuramente il virus, anni prima non so, c'era Balotelli di moda e c'erano tante cose così. Tanti Balotelli. Però io non voglio sapere tutto. Ecco, questa che si è tufata col naso tappato sarebbe da squalifica. Il naso tappato non si può, ecco, quindi si squalifica. Mentre questo è un po' appanciata, diciamo, però sì, si tante volte diciamo che forse è caduto, non è che si è tufato, si è scivolato. Dai, sì, può darsi, dai. No, non è difficile, per l'amor di Dio, nel senso che è una cosa che si impara con la pratica, ecco. Qual è il tuffo più gettonato, quello che scelgono di più, la Clanfa comunque, o no? Allora, in realtà ci sono tantissime bombe, perché per i più piccoli
è molto più semplice, ti raggruppi a pallina e entri in acqua e se sei fortunato e cadi bello dritto fai anche un bello schizzo ed è molto semplice da fare. E poi ci sono invece dei puristi della bomba americana o altre sue varianti che in realtà con questo tuffo riescono ad alzare tantissima acqua, perché chiaramente entrando di schiena, cioè entrando diciamo con le gambe sotto, il fondoschiena sotto e poi con la schiena fare il movimento, riesci a dare una sorta di manata gigante all'acqua che richiudendosi sopra di te alza tanta acqua. E chi punta a vincere fa o bombe o fa kamikaze, ecco, con le clanfe si vince ma devi essere tanto bravo, ecco, perché in realtà gli altri due alzano più acqua e quindi a parità di bellezza di tuffo e a parità questo di... si è tuffato addirittura con una scala, insomma. Sì, ma c'è stata visto, gente che si è tuffata vestita da sci, con gli scarponi, con gli scarponi, di sci. Tra l'altro questo poi... forse dell'anno scorso, questo è l'altro anno, vero, sì, questo è l'anno infatti, scorso, perché ci sì. siamo spostati proprio Sì, fuori infatti dalla- non siamo in dalla piscina, siamo piscina, lato no, Savoia. Infatti, quindi E poi anche questa è per- un'altra cosa bella delle Olimpiadi Clanfe, che molto spesso la squadra, la clappa, il clan, il team è familiare, Sì, papà, mamma, intere zio, famiglie, no? nipoti, amici, oppure persone che vivono il mare nello stesso luogo e da anni, non so, vanno a Molotti a Muggia per dire E quindi- fanno la squadra a Molotti, però loro c'è la parte di familiare delle Olimpiadi Clanfe è bella da vedere, perché vedi l'entusiasmo dei bambini, Certo. vedi la complicità tra genitore e figlio, il tutto fuori dall'agonismo sfrenato che purtroppo in tanti sport un po' vizia l'ambiente, no? Cioè, ci sono degli sport, non faccio nomi per non far torto a nessuno, ma ci sono degli sport in cui tanti genitori pensano di avere il nuovo fenomeno mondiale, quindi fanno pressione sul bambino, fanno pressione sull'allenatore. C'è anche questo, mamma mia, e quindi, fuori del mondo, fuori ma non da- è qui Clanfe no. Ecco, Alle quindi Clanfe no, tu ti si diverti, tu ti sorridi. solo nelle clanfe non esiste. Guarda, insomma. questa è la locandina di quest'anno, voglio dire, perché Ecco, sì, guardiamola bene. Tommaso Pitacco era un re delle clanfe che è venuto sempre alle Olimpiadi Clanfe, purtroppo in uno stupidissimo incidente stradale ci ha lasciati proprio quest'anno e allora abbiamo deciso di dedicargli la locandina, insomma, più per commemorarlo, perché è sempre venuto, è omaggio. stato bravissimo, è stato anche re delle clanfe, forse addirittura 2 volte. Adesso ho un vuoto da emozione perché comunque lo conoscevo bene. Certo, era una E abbiamo chiesto alla famiglia, insomma, se era un problema per loro avere l'immagine di Tommaso nella Molto locandina. bella questa invece, foto, no? sì, e in realtà diciamo un escamotage, abbiamo un spostato, fotomontaggio. no, non è proprio un fotomontaggio, abbiamo spostato l'immagine, le vele erano distanti, Ah, ok. ma così rende meglio. Rende Sì, meglio, sì, però è davvero molto, molto suggestiva, Sì, insomma, sì, e sì, anche esprime un po' quello che è lo spirito, no, della sì, poi lui veniva manifestazione. proprio travestito il tema che avevano scelto, avevano fatto squadre, poi chiaramente essendo un uomo, essendo triestino, essendo spinta al massimo la goliardia, le loro squadre erano sempre al limite del vietato ai minori, Ecco, quindi, così, insomma, ma nel senso buono, sempre non c'è mai stata... Sì, ci siete voi un po' a vigilare che non sì. si Beh, vada c'è un po' stato oltre, ma un insomma, di anno, solito- faccio un esempio stupido, ma per capire, un anno si è presentato un ragazzo di Latisana vestito con la divisa dell'Udinese sul trampolino delle clanfe. Coraggiosissimo, nel senso che uno... Un kamikaze, no? Un kamikaze in un certo senso. E dal pubblico qualcuno si è permesso di dire una roba, sono dettagli. Io ho fermato la gara, sono salito sul trampolino vicino al ragazzo e gli ho detto: guarda,
per un friulano venire a Trieste a sfidare i triestini alle clanfe è un gesto di coraggio, invece di insultarlo. Ammiriamolo, no? Sì, no, cioè, Certo. voglio dire, è un esempio questo qua. Oppure quando sono venuti la prima volta i padovani, tra Trieste e Padova, sportivamente parlando, c'è sempre stata un po' di attrito, diciamo così, brava. dai. Invece abbiamo voluto fare un gemellaggio, diciamo, in nome delle Olimpiadi delle Clanfe, anche un po' per stemperare sta roba. Cioè, a noi piace l'agonismo, piace la rivalità, anzi è il succo dello sport. Abbiamo scelto come associazione di veicolare messaggi attraverso lo sport, sia le clanfe che l'arrampicata santa a tutti gli effetti sono due gare sportive a tutti gli effetti. Certo. Però il nostro è un desiderio di calmare anche le esasperazioni che ci sono troppo spesso nello sport e anche spianare la strada, diciamo, per una convivenza divertente, tranquilla, serena, perché adesso al di là di tutti i campanilismi, perché dobbiamo avere rivalità contro Padova, ma nel senso non c'è un motivo che non sia un motivo di campanilismo puro. In realtà io tifo, facciamo la squadra di Trieste, loro tifano la squadra di Padova, quando ci vediamo facciamo un po' stile rugby dove durante la competizione c'è diciamo, l'incontro, lo scontro, ma poi finisce là. Alle clanfe addirittura c'è stato il gemellaggio tra Trieste e Padova. Devo dire che i padovani ci hanno messo tanto per conquistarsi questa cosa, perché sono stati molto fantasiosi, sì, no? bravissimi, Bravi, proprio molto bravissimi. Allora, i partecipanti naturalmente sono suddivisi per categorie, no? A cominciare dai più piccoli, per età, a cominciare proprio dai allora, i più piccoli sono i picci fino ai 12 anni, al compimento del 12° anno fino al compimento del 16° anno sono nella categoria mulette e muletti, poi ci sono muli e mule, mulone e muloni, matti e babbe, vece bobbe e vece maranti. Ecco, ho appena scoperto di essere proprio in quest'ultima categoria. Sì, se hai superato, quindi, non si direbbe, ma se hai superato però sì, purtroppo l'età del mezzo secolo, va bene. allora c'è chi ha mentito in fase di iscrizione per non finire nella categoria delle vece marantiche. Poi c'è in realtà una categoria dove finiscono tutti quelli che hanno un tuffo con un coefficiente di difficoltà molto alto, in cui si sfidano tutti, ottantenni e sedicenni, e c'è la categoria UFO. Ovviamente. Un'altra roba che bisogna dire, che è un'altra cosa che ci piace delle Olimpiadi delle Clanfe, è che uomini e donne sono nella stessa categoria, non c'è un maschile e femminile. Non ci sono differenze. Questa è una cosa che abbiamo voluto fare da subito. Abbiamo discusso di questa cosa, non è che è nata così per caso, e alla fine il tuffo, tutto sommato, non c'è una grande difficoltà che venga eseguito bene da entrambi i sessi, e quindi possono essere in competizione una sedicenne con un sedicenne. E sta roba qua in realtà potrebbe essere applicata, ci piacerebbe che sia applicata anche a certi sport dove la differenza non è rilevante, differenza di senso. Nei tuffi potrebbero farla, non so, forse non sono così esperto per dire se fisicamente la potenza degli uomini e delle donne discriminerebbe il risultato finale. Alle Olimpiadi delle Clanfe ci sono state regine delle Clanfe che hanno messo dietro tutti. E quindi davvero si parte dalla stessa possibilità per tutti. Sì. Allora, siamo giunti alla fine di questo appuntamento, vogliamo ricordare quindi quando è l'appuntamento? L'ultimo sabato di luglio, 29. L'ultimo sabato di luglio, 29. Sabato, da ora di pranzo in poi ci vediamo all'Ausonia, la gara comincia verso le 2, più o meno 4 ore di gara, dipende dagli iscritti.
L'iscrizione è online fino al giovedì prima, quindi giovedì 27 luglio. Spero di aver detto la data giusta, sì, 27 luglio. Sì, perché se sabato il 29... Sul sito www.spiz.it. Benissimo. Più facile di così. Benissimo, grazie a Mauro Grazie a Vascotto voi. per essere stati con noi. Seguiremo naturalmente, come facciamo sempre, sia le Olimpiadi del CLANF che le altre iniziative, no? Come Arrampicata Sangue e tutto, dell'associazione Spiz. Grazie e torna presto a trovarci. Non mancherò. E noi ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, fra poco. Allora, bentornati a Trieste in diretta, vi presento subito il nostro secondo ospite di questa serata, si tratta di Mike Cardinale della Diocesi di Trieste. Buonasera e ben arrivato. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Grazie a lei di essere qui. Allora ci parlerà Mike Cardinale delle iniziative sul sovvenire e del gazebo. Allora iniziamo subito a dire di che cosa si tratta. Ma allora intanto questa parola sovvenire, diciamo, non è proprio, come dire, diffusa, è vero, utilizzata, infatti, è poco anche usata. nell'ambito della Chiesa Cattolica stessa. Io sono referente del sovvenire da circa 2 anni e sostanzialmente si tratta del sostegno economico alla Chiesa Cattolica, quindi mi faccio promotore del sostegno economico alla Chiesa Cattolica, in particolare per la Diocesi di Trieste. Non sono da solo in questo servizio, ci sono al momento 15 parrocchie, quindi con 15 referenti che si occupano di sostenere questi progetti che andrò a presentare, e quindi si cerca sostanzialmente di fare in modo che si possano portare alle persone le informazioni sull'8 per 1000, ma non solo sull'8 per 1000, tante altre informazioni che riguardano il sostentamento dei sacerdoti, che riguardano anche come vengono spesi i fondi dell'8 per 1000. Cerchiamo quindi di essere il più trasparenti possibili per poter appunto informare le persone. E sostanzialmente noi abbiamo un ambito di lavoro, siamo tutti volontari, però ci occupiamo di questo servizio per promuovere i nostri valori, che sono diversi, ne cito alcuni, uno molto caro anche a Papa Francesco, che ci ha accolto in udienza a febbraio, ed è la corresponsabilità. Cioè, nell'ambito delle nostre comunità cattoliche siamo tutti quanti responsabili degli altri, di ogni nostro fratello, di ogni nostra persona, sia che sia cattolica sia appartenente ad altre confessioni religiose. E come diceva proprio Papa Francesco, questa parola corresponsabilità è l'opposto di indifferenza sostanzialmente. Chiaro, quindi dire essere corresponsabili vuol dire l'altro mi interessa e come. Altri valori importanti sono la trasparenza, come dicevo prima, quindi è per noi fondamentale. Abbiamo intrapreso questo cammino da alcuni anni, cercando attraverso i siti internet, attraverso appunto queste attività di promozione e sensibilizzazione, cerchiamo di informare e di far conoscere alle persone come vengono spesi i fondi destinati dall'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Questo vuol dire anche fare in modo, diciamo, di far conoscere come si sostengono i sacerdoti. Ad esempio, proprio per parlare di quello che stava dicendo, stiamo organizzando degli incontri formativi. Il prossimo sarà in occasione della festa campestre che verrà organizzata presso la parrocchia di Gesù Divino Operaio il prossimo weekend successivo. Questa attività si chiama Un gazebo per unire. Eccolo e all'interno proprio della festa io insieme agli altri volontari cercheremo di dare alle persone che si avvicineranno al gazebo tutte le informazioni riguardanti l'8 per 1000, riguardando il sostentamento dei sacerdoti e tutti questi nostri valori che
andiamo a promuovere. In questo specchietto, no? Esatto, sulle varie parole. Ci sono alcune parole anche un po' difficili da capire, ecco. Ad esempio perequazione. Perequazione, magari vedremo dopo nel dettaglio diciamo, lo strumento che viene utilizzato per definire la remunerazione di ogni sacerdote in Italia. Ecco, perequazione sostanzialmente vuol dire che tutti i sacerdoti devono avere tutti lo stesso trattamento, non ci devono essere sacerdoti di serie A e sacerdoti di serie B. Nessuna differenza, insomma. Nessuna differenza, esatto, c'è un sistema ben preciso, fatto a punti, dove in base all'anzianità del sacerdote, in base al ruolo che ricopre, partiamo da un sacerdote di fresca nomina che ha un minimo di 80 punti e arriviamo fino ai vescovi. E magari dopo vedremo anche nel dettaglio quanto ammonta la remunerazione dei sacerdoti. Allora, intanto abbiamo visto anche delle belle immagini del Papa di cui parlava prima, appunto, di questo incontro. Qui invece, qui dove siamo, ecco, stiamo vedendo. Questo è un incontro formativo, uno dei primi incontri formativi organizzati presso la parrocchia di San Gerolamo qui a Trieste, quando io ero referente parrocchiale appunto di San Gerolamo, perché ho iniziato questa attività proprio come referente parrocchiale e dopo Monsignor Crepaldi mi ha chiamato a ricoprire il ruolo di referente diocesano. Ecco, questa è l'immagine a cui mi riferivo prima. Perfetto. Appunto. Come vedete abbiamo 80 punti, che è il sistema utilizzato per un sacerdote di fresca nomina, che significa, dato che ogni punto ha un valore proprio in euro di 12,86 euro, sostanzialmente un sacerdote appena ordinato ha una remunerazione di circa 950 euro netti al mese. Mentre un vescovo prossimo alla pensione, che è, diciamo, il massimo di questo sistema, di questa scala, arriva a 138 punti, con una remunerazione che sostanzialmente siamo sui 1700 lordi, quindi i netti diventano qualcosa di meno. Chiaro. Meno di 1600. Quindi in base a questo schema poi vengono così elargite le remunerazioni a tutti i sacerdoti in modo uguale per tutti in tutta Italia. Esatto, no? Ed è una novità, diciamo, degli ultimi 30 anni questa, dopo quello che noi conosciamo come 8 per 1000, la legge dell'8 per 1000 in realtà venne chiamata Nuovo Concordato, che nacque nel 1985, ha permesso questo tipo di trattamento, diciamo, paritario per tutti i sacerdoti italiani. In Italia abbiamo circa 33.000 sacerdoti al momento, di cui quasi 30.000 in attività, circa 2.600 sono sacerdoti anziani o malati e altri 300 sacerdoti sono missionari. Quindi con questo sistema, con questo approccio, noi abbiamo un fabbisogno per sostenere tutti i sacerdoti italiani di circa 520 milioni di euro all'anno. Ecco, abbiamo visto anche l'immagine del nuovo vescovo di Trieste, Monsignor Trevisi, quindi in che occasione era ritratto in questa fotografia? Ma questo era nella visita alla parrocchia di San Giacomo Apostolo e ho incontrato proprio di recente il vescovo Enrico, che mi ha sostenuto, mi ha incoraggiato ad andare avanti in questa attività che spesso anche, diciamo così, non è proprio semplice, perché siamo abituati a non sentir parlare di questi argomenti nelle nostre parrocchie, nelle nostre chiese. Quindi, come dicevo prima, abbiamo iniziato da circa 2 anni questa attività di informazione e proseguiamo grazie al lavoro dei referenti. Siamo arrivati quest'anno a 15 referenti, come dicevo, che si occupano sostanzialmente di seguire 2 progetti. Ecco, parliamo proprio di questi progetti. Da quest'anno sono in ballo questi 2 progetti? Lo scorso anno eravamo
al lavoro con 7 parrocchie, quest'anno siamo arrivati a 15, speriamo di poter gradualmente arrivare a tutte e 60 le parrocchie che abbiamo a Trieste. Benissimo. Ovviamente il lavoro riguarda in questa prima parte dell'anno, cioè fino a luglio-agosto sostanzialmente, essenzialmente l'8 per 1000. L'8 per 1000. Perché noi abbiamo in Italia dei dati che ci dicono che purtroppo molte persone non conoscono il sistema 8 per 1000 e anche altre dimenticano di firmare per l'8 per 1000. Quali sono i problemi che abbiamo? Abbiamo che circa 24 milioni di contribuenti italiani, quindi che pagano le tasse, non firmano per l'8 per 1000, ma non firmano per nessuna confessione, né per la Chiesa, né per lo Stato, per nessun'altra confessione religiosa. È chiaro. Proprio dimenticano di firmare, oppure non vogliono farlo. I sondaggi dicono che il 60% di loro dimentica, oppure, diciamo così, non lo fa per la troppa burocrazia. Ok, quindi... perché naturalmente non tutti sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi. In particolare ci sono i pensionati e tutti i lavoratori dipendenti che non hanno spese da detrarre, che hanno la certificazione unica. E quindi non hanno interesse. Quindi la certificazione unica avanza in automatico presso l'Agenzia delle Entrate, e loro non devono diciamo, fare alcuna operazione affinché la loro dichiarazione venga portata avanti, quindi dimenticano, oppure sanno che si può firmare per l'8 per 1000, ma bisogna andare alle poste, bisogna avere i documenti giusti. Ecco che allora noi con questo primo progetto, grazie al lavoro dei referenti parrocchiali, che si chiama Una firma per unire, cosa cerchiamo di fare? Cerchiamo di aiutare le persone, soprattutto le persone più anziane, le persone più in difficoltà, nella firma dell'8 per 1000, che ricordo è gratuita. Cioè, non si spende nel nulla. Momento esatto, non si spende un euro in più, semplicemente se una persona decide di non firmare, vuol dire che lascia la scelta della propria firma agli altri, perché funziona in rapporto alle percentuali di firme. Quindi comunque se io non l'8 firmo, per 1000 viene preso, prelevato, insomma, in qualche modo, esatto, no? A livello diciamo il gettito complessivo è sempre lo stesso, uguale, sia che io firmo sia che non firmo, però quello che cambia è che se io non firmo è come quando sostanzialmente ci sono le elezioni e decido di non andare a votare, decidono gli altri, no? Infatti, l'8 per 1000 è un bel paragone questo, esatto, forse per far capire, no? che se non firmo lascio decidere agli altri. Certo. E l'altra cosa importante è che qui anche un meccanismo particolare diverso dal 5 per 1000, l'8 per 1000 diciamo non dipende dal proprio reddito, cioè quando si parla di 8 per 1000 non è l'8 per 1000 della propria tassazione, ma stiamo parlando dell'8 per 1000 complessivo, del gettito complessivo delle tasse in Italia. Quello che si va a conteggiare sono il numero di firme, quindi la percentuale di firme. Quindi se io guadagno tantissimo oppure guadagno pochissimo, la mia firma vale allo stesso modo, non c'è differenza tra una firma e l'altra. È proprio il numero di firme, il numero di adesioni. Conta solo il numero di firme. No? Quindi dicevo, è importante firmare, perché in questo modo ognuno esprime la propria scelta, sia che noi ci rivolgiamo essenzialmente ovviamente ai cattolici, però anche per coloro che non sono cattolici, che non vogliono donare l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, vale lo stesso discorso. Diciamo, il problema è abbastanza comune. Quello che anche si cerca di fare con questo progetto è agevolare, appunto, come dicevo, la firma. Cosa vuol dire agevolare la firma? Normalmente bisognerebbe andare alle poste, bisognerebbe andare a un CAF, bisognerebbe fare la fila, avere i moduli giusti, eccetera. Di tutto questo ce ne occupiamo noi, grazie ai nostri referenti nelle parrocchie. Quindi nelle 15 parrocchie di Trieste noi abbiamo i referenti che hanno i moduli, che sanno come vanno compilati, poi in realtà non sono dei moduli complicatissimi, sono 2 pagine con 3 firme da mettere, serve essenzialmente portare un documento di riconoscimento. Col documento di riconoscimento i nostri referenti spiegheranno come si compila, vi diranno i dati che servono e dove firmare. Ecco. Molto semplice ed essenziale.
E poi ci facciamo carico di consegnare le buste chiuse con la destinazione e le copie delle carte d'identità al CAF ACLI, che ci supporta in questo, diciamo, servizio, e quindi che ringraziamo anche per questa agevolazione, diciamo. Quindi anche l'ostacolo così anche mentale a volte, no? Che può essere quello della burocrazia, cercate di annullarlo in questo modo, offrendo questo servizio su base volontaria proprio. No? È la stessa cosa che faremo anche a partire da sabato 24 nel gazebo del Sovvenire. Chiunque si trovi alla festa campestre della parrocchia di Gesù Divino Operaio potrà venire al nostro gazebo e firmare per l'8 per 1000, abbiamo i moduli, vi aiuteranno i nostri volontari. Oppure se anche una persona che non ha la certificazione unica ma ha il 730, quindi presenta il 730, possiamo fornire tutte le informazioni del caso, cioè noi vogliamo che le persone che firmano quindi decidono di destinare l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica siano informate su come vengano spesi questi soldi che vengono destinati alla Chiesa Cattolica. E qualche esempio l'abbiamo anche visto così nelle slide che andavano, no? Mentre stavamo parlando, ad esempio insomma, abbiamo visto qualche realizzazione, no? Qualche progetto realizzato. La legge prescrive che questi soldi vengano spesi sostanzialmente in 3 ambiti. L'ambito proprio del culto, quindi culto e pastorale, l'ambito della carità e l'ambito appunto del sostentamento dei sacerdoti. Bene. Ad oggi in Italia la voce principale, come dicevo prima, quindi circa 520 milioni di euro all'anno, vengono utilizzati per sostenere i nostri sacerdoti. Ecco qui. Questo perché? Perché diciamo, questo fabbisogno di 520 milioni in realtà potrebbe essere coperto anche con altre voci. Non è l'unica voce, l'8 per 1000 copre il 70% di questi 520 milioni. La restante parte come viene coperta? Viene coperta essenzialmente con le offerte in parrocchia, però qui c'è una regola che la Chiesa si è data che pochi conoscono, ovvero la cosiddetta quota capitaria. Cioè in ogni parrocchia il sacerdote può trattenere per il suo sostentamento massimo 7 centesimi per abitante della parrocchia al mese. Chiaro. Perché questo? Perché ovviamente, capite bene, ci sono altre spese in parrocchia. Certo, abbiamo le bollette da pagare, abbiamo le attività di catechismo da avviare, abbiamo in questo momento anche in alcuni casi forti opere di manutenzione nelle parrocchie, quindi non si può pensare di destinare tutte quante le offerte parrocchiali al sostentamento dei sacerdoti, quindi solo 7 centesimi per abitante. Considerando che delle 25.000 parrocchie che noi abbiamo in Italia, più della metà, circa 13.000, sono parrocchie con circa 1.000 abitanti o addirittura di meno, allora con un facile calcolo si capisce che con 70 euro al mese un sacerdote non si può sostenere economicamente. Infatti. Quindi è necessario attingere altre fonti. Quindi dicevo, 70% lo attingiamo dall'8 per 1000. Le altre quote che vengono utilizzate sono quelle relative ai beni che le varie diocesi possiedono, che quindi vengono utilizzati per avere una remunerazione e quindi utilizzare anche questi per il sostentamento dei sacerdoti. Abbiamo anche l'altra leva, che è la leva molto importante ed fa parte del progetto Uniti Possiamo, che si sviluppa nella seconda parte dell'anno, che è quella delle offerte liberali proprio, che sono deducibili dal proprio reddito, direttamente per i sacerdoti, offerte liberali che vengono direttamente destinate all'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero. Noi abbiamo anche un istituto diocesano per il sostentamento del clero che ci aiuta in questa attività di rendicontazione per questo secondo progetto. Questo secondo progetto partirà una volta chiuso il progetto 8 per 1000, quindi a partire da ottobre fino a Natale ci occuperemo invece della raccolta di fondi per l'Istituto Centrale del Sostentamento Clero. Chiarissimo, quindi dicevo, abbiamo varie fonti da cui attingere, però
del fabbisogno di cui parlavo prima, solamente l'1,6% noi riusciamo a prenderlo dalle offerte liberali. Quindi abbiamo un forte bisogno dell'8 per 1000 per sostenere i sacerdoti. Ecco, qui vediamo ad esempio un caso nella nostra città, la cappella dedicata alla Madre della Riconciliazione, ex chiesa Santi Rocco e Sebastiano. Ecco, questo è un caso proprio più recente, dove i fondi dell'8 per 1000 destinati alla nostra diocesi per le attività di culto e pastorale sono stati utilizzati per ristrutturare appunto la chiesa. È un bellissimo Abbiamo risultato. Anche altri casi, naturalmente questo è il più recente probabilmente. Abbiamo visto anche altre fotografie di restauri anche esterni, no? di chiese. Anche abbiamo fatto di recente anche un incontro formativo alla parrocchia Maria Regina del Mondo di Opicina, che è stato oggetto di un forte restauro per quel che riguarda i locali adiacenti la parrocchia, e anche per la costruzione della casa canonica. Questo è un lavoro non proprio recentissimo, di circa 10 anni fa, però è stato un lavoro molto molto grande. Probabilmente ci saranno anche delle immagini su questo più avanti. Certo, adesso le vedremo fra poco probabilmente. Esatto, l'altro ambito dei tre di cui dicevamo è appunto interventi caritativi. Ecco, noi a Trieste ogni anno abbiamo almeno un progetto che si sviluppa nell'ambito caritativo. Diciamo questa attività... Questa è la costruzione della casa canonica. Esatto, questa è la casa canonica della parrocchia Maria Regina del Mondo di Opicina. E a sinistra abbiamo la casa canonica, a destra abbiamo invece i locali utilizzati per le attività della parrocchia. Questa invece sempre la stessa parrocchia, è la casa che è attualmente utilizzata dagli scout, è stata anche questa ristrutturata con i fondi dell'8 per 1000. Benissimo, quindi anche questo insomma è una delle realizzazioni concrete, più visibili forse, per far capire. Poi, ecco, qui abbiamo invece le immagini appunto della chiesetta dei Santi Rocco e Sebastiano, com'era prima del restauro e com'è dopo il restauro. Insomma, l'opera si vede, è proprio ben visibile. Sì, stavo dicendo appunto che in questa parte dell'anno appunto dedicate soprattutto a promuovere la firma per quanto riguarda l'8 per 1000, perché stava spiegando ce n'è veramente tanto bisogno, no? Esatto, perché ecco, noi vorremmo cercare di spostare un attimino gran parte dei fondi dell'8 per 1000, vorremmo spostarli sulle attività caritative e sulle attività di culto e pastorale, perché abbiamo in Italia un grande bisogno anche di ristrutturare le nostre chiese, i nostri locali per i giovani, eccetera. È chiaro che per far questo dobbiamo da una parte cercare di aumentare i fondi dell'8 per 1000 ed ecco, dicevamo prima, ci sono tante persone che pur essendo cattolici, in molti casi anche praticanti, dimenticano di firmare per l'8 per 1000, specialmente coloro che hanno la certificazione unica, quindi vogliamo andare a recuperare le firme di quelle persone per avere più fondi da destinare a queste opere. L'altro aspetto è appunto cercare di sostenere i sacerdoti con le offerte liberali. Perché sappiamo l'8 per 1000 è gratuito, quindi è un gesto gratuito. Chi vuole fare un gesto più forte, un gesto d'amore più forte, può fare l'offerta liberale che si può dedurre dal proprio reddito. Infatti non dimentichiamolo, no? C'è anche un vantaggio fiscale può incentivare le persone a donare. E anche su questo progetto cercheremo di aiutare le persone che intendono fare questo. Alcune persone anziane non sanno qual è il conto corrente su cui versare, altre persone non hanno la carta di credito, eccetera. Allora noi cosa facciamo? Nella seconda parte dell'anno col progetto Uniti Possiamo raccoglieremo direttamente in parrocchia le offerte per i sacerdoti, le offerte liberali per i sacerdoti. Una volta raccolte le offerte le consegneremo all'Istituto Centrale per il Sostenimento del Clero, nel nostro caso l'Istituto Diocesano che poi si occuperà di trasferire all'Istituto Centrale, e riconsegneremo poi le ricevute alle persone che hanno fatto la donazione, in maniera tale che possono poi dedurre dalla loro dichiarazione dei redditi. Chiarissimo, quindi assistete insomma anche in questo. Naturalmente questa attività è sempre, diciamo così, presieduta dai sacerdoti delle varie parrocchie, che però si avvalgono della forte collaborazione dei referenti del Sovvenire, che naturalmente sono le persone, poi fanno da braccio destro del parroco in questa attività. Del parroco, diceva che sono coinvolte
al momento 15 delle 60 giusto parrocchie Esatto. che ci sono qui a Trieste, quindi insomma un buon numero che sta crescendo. Sta crescendo, infatti siamo contenti di aver più che raddoppiato il numero quest'anno. L'anno scorso eravamo in 7, prima del Covid eravamo praticamente in 1 o 2 parrocchie solamente, quindi speriamo di continuare con questo trend. È chiaro che più aumentano le parrocchie, anche perché mi diceva il Vescovo Enrico che ci tiene molto a questo servizio, quindi sicuramente lui darà un forte impulso affinché crescano il numero delle parrocchie nei prossimi anni. È chiaro che aumenta anche l'attività di volontariato per coordinare tutte queste parrocchie, quindi cercheremo di aiutarci l'un l'altro affinché l'attività possa andare al meglio. E anche poi c'è da dire che ci sono delle parrocchie che hanno iniziato l'anno scorso, quindi ormai sanno già come lavorare in questo ambito. Un po' più avanti, diciamo così. E quindi ormai noi facciamo di solito un incontro anche con i referenti a inizio dell'anno, soprattutto per spiegare ai nuovi referenti qual è l'attività che andranno a svolgere. Quindi diciamo così, coloro che sono più esperti poi spiegano, aiutano a coloro che sono più anche tutti giovani, gli altri, insomma in una catena così di mutuo aiuto. Mi piaceva anche sottolineare, nello scorrere delle immagini c'era anche l'attore Lino Guanciale in un'iniziativa del 2018, se non mi sbaglio. Sì, lui è stato nel 2018 qui a Trieste, in particolare ha visitato alcune realtà della Caritas di Trieste, in particolare nell'immagine era in visita a Casa la Madre, a casa d'accoglienza La Madre. È stato per tutti noi, diciamo, motivo di soddisfazione perché certo tutti noi cerchiamo di promuovere le importanti attività caritative di Trieste, però quando c'è qualcun personaggio famoso questo aiuta a far capire l'importanza di alcuni progetti. Può aiutare anche questo, insomma, è davvero, insomma, Lino Guanciale è sempre stato molto attento alle iniziative di carattere sociale, poi ama particolarmente la nostra città, è venuto a girare qui tante volte. Come ha dichiarato lui stesso, viene spesso a Trieste perché gli piace Trieste. Ci vuole molto bene. Allora, io ringrazio Mike Cardinale per essere stato con noi quest'oggi, per averci illustrato tutte queste novità e il grande lavoro che state facendo, e lo invito a tornare a trovarci presto per così anche magari lanciare la seconda parte, no? del lavoro che farete a partire da ottobre, diceva, dall'autunno, poi ad andare fino a fine anno. Certo, senz'altro, e invito tutti alla festa campestre di sabato, di sabato 24 giugno, il nostro gazebo. Benissimo, perfetto, dove troverete appunto tutte le informazioni, tutta la possibilità di cui abbiamo parlato in questo spazio di Trieste in diretta. Grazie molte. Grazie. Torni presto, in bocca al lupo per questa bella iniziativa così di promozione, e noi ci fermiamo qui. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste.